Qual è la preoccupazione maggiore se dovessero arrivare le scorie in Sardegna? Beh, la preoccupazione maggiore è abbastanza scontato forse dirlo, è per il rischio ambientale e per il rischio alla salute. Ora si sta parlando di un deposito nazionale permanente, sottolineo soltanto che i depositi non temporanei sono 2 in tutto il pianeta, che in realtà sono temporanei prolungati, perché non esiste ancora scientificamente, non c'è nessun accordo sulla sicurezza dei depositi permanenti, cioè quelli, per intenderci, che devono garantire la sicurezza sopra i 300 anni. Sopra i 300 anni non c'è nessun tipo di manufatto attualmente noto che possa dare un minimo di garanzie. Quindi il rischio ambientale, il rischio per la salute quindi dei cittadini. Si parla della Sardegna perché non è sismica, il principale argomento pro scorie in Sardegna di chi vuole assolutamente portarci le scorie ufficiali, l'argomento ufficiale ovviamente indico, è che siamo una terra a basso o nullo rischio sismico. Vorrei sottolineare che siamo una terra a parte che siamo una terra già fortemente inquinata per una molteplicità di situazioni sia militari che diciamo civili, tipo Saras o altre. Siamo anche una terra a forte rischio idrogeologico. Non ci sarà anche il fatto che la Sardegna si trova lontana dalle coste italiane e è una terra scarsamente abitata? Sì, sicuramente, perché nei protocolli di scelta di siti di questo tipo la bassa popolosità è uno dei fattori che si prendono in considerazione. In questo vi sentite un pochettino sempre presi a misura, come dire, la Sardegna? Sì, esattamente. Diciamo che in questo momento la sgradevole e forte sensazione che si ha è di essere considerati una discarica fuori porta. Se andiamo a buttare la monnezza fuori porta non puzza a casa nostra, ma noi, perché è casa di tutti, cioè i sardi sono italiani e hanno diritto di vivere sereni come tutti quanti. Allora non si può fare questo tipo di ragionamenti. Vorrei anche sottolineare che l'insularità, che può essere uno dei fattori che sta, diciamo, mettendoci gradevolmente in pole position in questa ipotesi di scelta, in realtà a livello di protocolli internazionali è uno dei motivi per cui si deve scartare una regione, perché raddoppia la pericolosità nell'accesso, nel portare le scorie e non triplica ma moltiplica esponenzialmente il rischio in caso di incidente per soccorsi, interventi, bonifiche, evacuazione e così via. Quindi in realtà a norma di protocolli internazionali la Sardegna non sarebbe adatta. Sono cose tecniche, cose diciamo burocratiche, formalità che però vanno espletate. Scusate? Allora, tutte queste associazioni fanno parte oggi del comitato No Scorie. Qui ci sono i rappresentanti, cioè ne prendiamo atto, che sono confermate dalle mail che ci hanno mandato e che ci avete mandato. Gli altri che vogliono aderire come singoli e come associazioni utilizzino le mail del comitato sardo No Scorie @gmail.com, per cui ci danno l'adesione in modo che noi abbiamo la certificazione. A tutti questi verrà inviata, io la chiamo adesso la bozza dello statuto del comitato, e a tutti questi chiediamo di farci le proposte di modifica che verranno approvate alla prossima riunione. Da questo momento, a nome del comitato siete abilitati a parlare tutte le associazioni, tutte, nel merito del deposito delle scorie nucleari in Sardegna, tutti quanti, dal primo all'ultimo. Se sbagliate, se fate dichiarazioni sbagliate, vi assumete le vostre responsabilità di fronte a tutti. Fatelo. Però parlatene, cioè, per cui c'è questo, e questo metteremo la pari, perché questo è l'intendimento nostro. Sia come associazioni e sia come cittadini siete abilitati a parlare in nome per conto mio, non mi offendo, va bene? Cioè, e voi non offendetevi se io parlo a nome vostro, è per conto vostro, per cui c'è questa, secondo me noi dobbiamo imparare a fare questo. Noi oggi ci siamo messi qua, la prossima riunione ci mettiamo tutti qua, tutti quanti qua, quelli che aderiscono. Oggi hanno fatto questo, non basta questo, dobbiamo metterci la faccia, dobbiamo avere la visibilità, dobbiamo avere anche
cioè una capacità diversa di stare assieme, di rispettarci e di portare avanti progetti comuni, lasciando perdere i vecchi modi di dire, perché guardate, io sono un ragazzo che ha girato l'Italia, sto girando, ho iniziato dall'età di 6 anni, ho iniziato a girare l'Italia e 100 uomini che ci tu berritas, ci vunt in ogni luogo sul mondo. Non è vero che sta disgrazia nostra, sta disgrazia nostra è un'altra. Una volta che decidevo di più andare avanti, da più serrai questa questione in del Salica in Sardegna e del San Morto in Sardegna, cioè la regione. Poi noi dobbiamo fare un altro sforzo, guardate, ve lo chiedo. Noi fotografiamo le cose belle della Sardegna, ma noi abbiamo delle bellezze in Sardegna che ce le invidiano tutti. Iniziamo a fotografare le cose brutte della Sardegna. Iniziamo ad andare in quei 445.000 ettari dove c'è la merda che ci sta portando la morte, ci sta portando. E iniziamo a diffonderla quanti sono? 12 milioni, quanti sono? Com'è che si misura la cosa di una fotografia? 12 milioni? Facciamola 24 milioni che ci entri dentro la testa. Cioè solo questo. Per cui in bocca al lupo, siamo assieme sulla stessa barca e adesso bisogna camminare, bisogna remare e con la bicicletta bisogna... La prossima riunione ci vediamo. Grazie a tutti. Sì, regionale, l'associazione partigiana ci invita alla prossima. Sì, l'associazione facciamo il comitato.